Si comincia da Baone con i vigneti delle varietà Chardonnay e Pinot Grigio. La vendemmia 2024 comincerà lunedì e interesserà tutto il territorio dei Colli Euganei, fresco di nomina riserva della biosfera MAB UNESCO. Vini che quest'anno, secondo le previsioni degli agricoltori, rispecchieranno la meraviglia, dato che gli auspici sono dei migliori. Una vendemmia che ci aspettiamo positiva rispetto alla qualità delle uve presenti sui nostri territori, nonostante un inizio d'anno segnato da forti piogge e quindi leggere criticità per quanto riguarda la gestione delle malattie. Da fine aprile a metà luglio i viticoltori hanno incrementato i trattamenti ai vigneti al fine di scongiurare eventuali malattie provocate proprio dalle abbondanti precipitazioni verificatesi a maggio. Ma se la primavera è stata molto piovosa, l'esplosione del caldo all'inizio di luglio ha fatto maturare al meglio le uve. Risultati eccellenti sono attesi per il Serprino, il vino re degli Euganei, bene pure la varietà Garganega, così come il Moscato e il Cabernet Sauvignon. Sulla vendemmia però pesa sempre l'incognita cinghiali. La vendemmia è un momento di festa, è un momento di raccolta di un anno di lungo lavoro per i nostri soci, ma anche di criticità. Sappiamo benissimo che nei Colli Euganei sono presenti una numerosa popolazione di cinghiali e quindi chiediamo ovviamente che nel momento in cui vengano segnalate la presenza degli ungulati nei vigneti ci sia un pronto intervento da parte dei selecontrollori in modo da ridurre il più possibile i danni. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, in provincia di Padova sono 7.500 gli ettari vitati per un fatturato anno che sfiora i 70 milioni di euro. L'anno scorso, inoltre, sono stati coltivati 1.200 ettari con il metodo biologico, ovvero il 16% del totale.